Non deve passare il messaggio che siamo no TAV o che siamo contro la pedemontana. I comitati della pedemontana dicono: sono anni che quei lavori stanno fermi, adesso noi abbiamo un progetto alternativo della pedemontana, cioè facciamo in modo che i lavori si chiudano il prima possibile con un nuovo progetto che soddisfi anche le esigenze di mobilità di quel territorio che è stata progettata la pedemontana 20 anni fa, se ho capito bene, perché c'erano persone nei comitati da 20 anni e adesso è cambiato il territorio. Mettiamo quella strada a servizio delle comunità di quel territorio. Pure sulla TAV Verona-Padova l'opportunità che abbiamo oggi è spendere meno soldi dei veneti nel rafforzare la rete che già esiste, che è una rete che a cui va costruito un terzo binario, e possiamo aumentare le corse di 106 unità, cioè con noi al governo faremo degli investimenti per portare a 106 corse in più quella linea tradizionale. Invece si vogliono spendere i soldi per fare qualche corsa in più sulla linea TAV, lasciando quella che c'è congestionata.